Ben ritrovati dalla redazione. Il pubblico ministero della Procura di Ragusa ha chiesto rinvio a giudizio per tutti e 7 gli imputati coinvolti nel procedimento sul caso Mare Jonio, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'averne tratto profitto. Tuttavia la richiesta presentata in udienza, a cui si è associata anche l'Avvocatura dello Stato, costituitasi parte civile e subordinata a un rinvio pregiudiziale, si attende infatti il pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea previsto entro l'estate su un punto cruciale della vicenda. La Corte dovrà esprimersi sull'estensione della scriminante di solidarietà, ovvero se le attività di soccorso in mare possano escludere la responsabilità penale in casi di presunto favoreggiamento all'ingresso di migranti. Con la seconda richiesta del pubblico ministero Ilaria Iozzi, quella che dovrebbe essere avanzata da parte degli avvocati di Sebastiano Visintin nel caso Resinovic, si è arrivati a un punto dove fioccano gli incidenti probatori. Il magistrato che ha in mano il fascicolo attualmente più spinoso di tutta la procura della Repubblica di Trieste, tralasciando il ben più complesso Una Bomber, che però è inserito a pieno titolo tra i grandi misteri italiani, ha richiesto alla giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante una nuova perizia ai fini di analisi di natura genetica, merceologica e dattiloscopica. A questo incidente probatorio va sommato, in attesa della formulazione dei legali del marito di Liliana Resinovic, che ad oggi rimane l'unico indagato per l'omicidio della moglie, quello per la raccolta della testimonianza di Claudio Sterpin. A tal proposito, per quest'ultimo esame è stata fissata la data del 23 giugno. Un uomo di nazionalità slovena a 69 anni è morto a Ugovica, Udine, all'aeroporto di Tarvisio, non lontano dal confine di Stato con l'Austria e la stessa Slovenia, per gravissime ferite riportate dopo essere caduto dalla propria bicicletta. Secondo una ricostruzione, l'anziano avrebbe perso il controllo della e-bike finendo in una forra profonda circa 100 metri, circostanza che ha reso difficoltosi i soccorsi. Sul posto inviati dalla centrale operativa Sorres FVG sono giunti l'elicottero sanitario e il velivolo della protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco, guardia di finanza e tecnici del soccorso alpino della stazione di Cave del Predil. Credono di aver trovato un parcheggio per la loro auto in pieno centro, ma non si rendono conto che si tratta di stalli riservati al personale della questura di Trieste. È successo ieri ad alcuni turisti austriaci che, per mera distrazione o spinti dalla penuria di parcheggi in centro città, hanno commesso un errore e pagheranno un conto salato per la loro passeggiata in centro. Sono stati infatti sanzionati e la vettura è stata rimossa con il carro attrezzi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso variabile con possibilità di qualche rovescio e di qualche locale temporale, venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 9 e 12, massime 23 e 26 gradi, sulla costa minime fra 13 e 16 e massime fra 21 e 23 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.